Una pena di 6 mesi convertita in complessivi 25.000 euro per i due responsabili alla sicurezza imputati sul piano colposo dell'incendio che il 18 aprile del 2007 ha distrutto la De Longhi. Il giudice Elena Rossi ha accolto la proposta di patteggiamento concordata tra accusa e difesa. Noi abbiamo manifestato il consenso alla proposta di patteggiamento perché c'è stato un risarcimento del danno soddisfattivo per tutte le parti, perché il processo per noi in dibattimento sarebbe stato sicuramente difficile, lungo e non si sa con quali esiti. Era quello che ci eravamo proposti, poi lei sa, mano a mano che si ottiene qualcosa si vuole sempre ottenere qualcosa di più. A dare il via libera al patteggiamento, soprattutto l'accordo con l'Avvocatura dello Stato, a nome di Presidenza del Consiglio e 3 ministeri, Interno, Ambiente e Difesa. L'amministrazione ha evidentemente ritenuto di essere soddisfatta, visto che le cose sono andate così. Niente più da aggiungere. Dopo WWF e Lega Ambiente, anche Italia Nostra ha accettato i 25.000 euro proposti dall'azienda, che però avrebbe tentato di porre delle precise condizioni, almeno secondo l'avvocato Daniela Boscolo Rizzo. È chiaro che De Longhi non potrà dire come, dove e come spenderli, perché li spenderemo per la città, perché è per questo che Italia Nostra si è costituita parte civile, e non mollerà la presa. Risarcito anche l'unico privato in causa, la dottoressa Laura Pollini, compagna di Luciano Benetton. La mia sostitta devolverà l'intera somma ottenuta, che è di 15.000 euro, ad Advar, che è un'associazione che si occupa di assistenza domiciliare ai malati nel territorio di Treviso del Veneto.